Giuliano Amato, che parla invece dell'Unità d'Italia a Venezia, attende il contributo del Veneto alla mostra per i 150 anni, si tratterebbe di un impegno di 200.000 euro e dice che il nostro dramma di nazione divisa sta proprio nell'aver smarrito il futuro. Veneto e Puglia non hanno ancora comunicato l'adesione alla mostra delle regioni del 150° dell'Unità Nazionale. Giuliano Amato, che presiede la macchina celebrativa, è ottimista. Ci mancherebbe altro che venisse a mancare dalla mostra delle regioni una regione così importante e significativa come il Veneto. Sarebbe molto brutto perché verrebbe attribuito a questo un significato politico che magari non c'è. L'Italia è fatta, bisogna fare gli italiani. Non l'avrebbe detto Cavour, ma un altro piemontese e patriota, Massimo D'Azeglio. Amato ha scelto lui per aprire a Venezia il ciclo di conferenze dell'Istituto Veneto, Fondamenti dell'Unità d'Italia. Difficile, commenta, fare gli italiani nel 1861 con 14 milioni di analfabeti su 22 milioni di abitanti. Un secolo e mezzo dopo può diventare impervia anche una mostra che vorrebbe rappresentare la nazione nella ricchezza delle differenze. La spesa è grossa, il piatto piange, fa sapere l'assessore regionale al turismo Finozzi, Lega. Il Veneto ha appena stanziato 150.000 euro per le rievocazioni locali. Si chiede Amato, perché ci prende tutti lo sconforto? Perché ci siamo persi il futuro, un progetto condiviso. E questo a tenere insieme il senso dello Stato. Abbiamo invece dei partiti, ciascuno con la propria nazione nostalgica di un passato esclusivo, un'immaginaria età dell'oro con i suoi simboli distorti. Dice, la patria sì bella e perduta del va pensiero, era l'Italia risorgimentale, non la Padania. Lo studio, il sapere rimettono le cose a posto. Le somme le tira il presidente dell'istituto, Danieli. I tagli alla cultura sono tagli al futuro.